È partita la 22esima edizione di Nauta, il salone nautico del Mediterraneo organizzato da Eurofiere. Anche quest'anno tante novità e grandi numeri a Sicilia Fiere di Mister Bianco. Alessandro Lanzafame, Nauta, il salone nautico del Mediterraneo, arriva alla 22esima edizione, è uno dei saloni più importanti in Italia ormai. Adesso lo possiamo dire senza nessun dubbio e con la certificazione che ci ha dato Confindustria Nautica, che ha presentato il nostro salone all'interno dello stand ufficiale che hanno avuto al Salone Nautico di Genova 2023. Quindi Nauta ormai è diventata una fiera di livello nazionale, il 30% dei cantieri del territorio nazionale presenti quest'anno in fiera sono la testimonianza che tutto ciò è reale e che non sono solo numeri a caso, e quindi questo a noi ci inorgoglisce perché significa che in questi anni abbiamo lavorato bene. Diamo un po' di numeri di Nauta 2024. 30% in più di cantieri, un incremento delle imbarcazioni a motore e soprattutto il ritorno della presenza di barche importanti. Quest'anno arriviamo anche ai 14 metri di barche. È un'edizione particolare anche dal punto di vista personale, questa 2024 di Nauta, e senza ombra di dubbio c'è una dedica particolare. Sì, questa manifestazione è dedicata assolutamente a mio papà, che è stato il pioniere delle fiere settoriali in Sicilia, il fondatore dell'azienda, e tutto quello che io sono lo devo a lui. Questi eventi rappresentano un indotto assolutamente importante per il nostro territorio. L'organizzatore è molto bravo, tra l'altro lo fa in una location che è veramente vicina all'aeroporto, alla portata di tutti, è centrale, è una location nuova, ma soprattutto è la 22esima edizione. Questa è la certificazione che questa fiera funzioni, che questa fiera sia assolutamente attrattiva, e insieme all'assessore Amata ci auguriamo di poter svolgere quella politica che possa essere a servizio degli imprenditori e soprattutto di questo settore. Una fiera davvero ricca, davvero importante. Può essere un'occasione di sviluppo, parlo di sviluppo economico, che genera sempre occupazione, attenzione. Quindi dobbiamo cercare di implementare per esempio i porticcioli turistici, nella considerazione che l'indotto che c'è a valle rispetto a questo settore è veramente tanto e fa lavorare tutte le imprese che ci stanno intorno. Un'altra edizione per quanto riguarda questa fiera in un comparto importante, importantissimo, quello nautico. Noi come amministrazione stiamo lavorando tanto col sindaco Trantino per immaginare scenari diversi, per fruire meglio il mare, ma soprattutto cercare di dare quei servizi agli imprenditori, ma anche ai turisti, che naturalmente devono sfruttare questa peculiarità fondamentale che è quella appunto del mare. Siamo orgogliosi di quest'altra fiera, di questo momento importante per la nostra comunità. Devo ammettere che avevamo visto lungo all'inizio, attivando questa rigenerazione di questo polo industriale, di questo nello specifico ex Fratelli Costanzo, che oggi diventa un punto di riferimento per la Sicilia orientale, non soltanto per la Sicilia orientale, ma io dico per tutto il sud Italia, con un'attenzione prevalente al mondo fieristico. Nauta conferma che Mister Bianco diventa sempre più baricentro interessante per questi momenti di scambi commerciali, turistici, di imprese e anche di momenti culturali che vedono in sé per sé un rilancio di un'area che era depressa e che oggi rinasce. Nauta ci inorgoglisce tanto perché è un salone che ci inizia a dare una prospettiva realmente di nazionale, un confronto con le grandi fiere del nord. Oggi vediamo protagonista molti cantieri che sono made in Sicily, ma che sono presenti anche loro in manifestazioni come la Fiera Nautica di Genova. Sicilia Fiera li ospita ed è orgoglioso di averli veramente qui da noi. Nauta 2024 fino al 10 marzo al centro fieristico Sicilia Fiere di Mister Bianco, www.salonenautico-mediterraneo.it.